Allora, incredibile, ma vero, ci siamo visti su Instagram. Ha preso un Hot Corn Awards all'Orto Il Botanico. primo Hot Corn Il Award. primo, esatto, che tra l'altro ogni tanto chiama De Niro, dice ma where the fuck is my Hot Corn? Certo. E Giordano De Plano però per la prima volta viene all'Hot Corn. Ciao, ciao. Basta, Ciao. basta, l'importante era farti arrivare qui, dopo Possiamo anche andare possiamo via andare adesso? via. Bye. Allora, Giordano Del Plano ci siamo visti tra l'altro pochi giorni fa con Giulio Beranek su Instagram per parlare di Doppio Passo. Sì. Raccontaci un po' che esperienza è stata. Un film che a noi è piaciuto molto, ci ha convinto, tosto, solido, un'opera prima di Lorenzo Borghini. L'esperienza è stata di quelle costruttive, nel senso è un'opera prima costata poco rispetto a quello Sì, che girata oggi anche in tempi- girata in tempi molto Quanto avete ridotti. girato? Abbiamo girato in tutto 4 settimane, Covid compreso. Ah, È stata un'esperienza costruttiva nel senso che almeno a me personalmente, ma credo anche a Giulio, perché poi su questo ci siamo anche confrontati, sono quelle esperienze che ti rimettono un po' in contatto con quello che è veramente fare questo mestiere, cioè libero da tutti gli orpelli o distrazioni che ci possono essere, o che a volte capita in una Certo, produzione beh. magari più grande, lì c'hai delle battute, c'hai un cambio, non c'hai neanche il camerino, hai un attore che ti ascolta e vai dritto, e un regista che ti riprende. Molto cioè, diciamo essenziale. che se non c'è però l'essenza poi crolla Sì, tutto. molto essenziale, devo dire, sono molto contento di averlo fatto e ripeto, è una piccola produzione con una piccola distribuzione che sta comunque cercando di trovare uno Sì, spazio. sì, tra l'altro nei c'è, cinema. oltre a Giulio Beranek c'è Valerio Bilello, c'è Bebbo Storti, c'è Fabrizio che Ferragane, fanno Lorenzo parte- Adorni, insomma c'è un cast, Grande Marco Lorenzo Giuliani, Adorni, sì, Marco no, c'è un Giuliani. cast, tutti hanno aderito proprio perché comunque è una storia scritta bene, sincera, autentica, senza effetti speciali. Esatto, che funziona poi dal primo all'ultimo minuto. Come scegli i tuoi ruoli, Giordano? C'hai una... Oddio, cioè, attori che possono scegliere certo. i ruoli in Italia si contano su questa mano e quindi tutti gli Anche- altri cercano di, boh, non so, già che arrivano è già una notizia. Cerco di seguire... Però in questo caso un'opera prima uno poteva anche dire... No, lì vabbè, devo dire Lorenzo Borghini, il regista di Doppio Passo, me l'ha proprio offerto il ruolo, quindi già quando è così, Ah, cioè lui c'aveva in testa già te per sì, così racconta, Pensando. e comunque così è passata la cosa. Comunque quando ti offrono un ruolo, almeno a me, già questo mi riempie di gioia perché appunto vuol dire che è già stato fatto un pensiero rispetto a questa cosa qua. In generale, come scelgo io i ruoli? Cerco di sceglierli in base a quello che mi trasmettono quando li leggo, che raccontino qualcosa o di me o di un aspetto di un uomo, insomma di un carattere che magari non ho affrontato ancora. Prima. Per Ma ti quanto capita posso poi di cerco di variare. spaziare, di variare, Ma insomma. ti capita mai di rivederti o cerchi di rivederti? Allora, all'inizio ero molto attento a rivedermi perché Tipo volevo col block appunto... notice, dici dunque lì. No, perché Però- comunque volevo vedere cosa era giusto e cosa era sbagliato. Io continuo a sentirmi sempre molto più spettatore che attore. E Quindi anche ti serviva quella cosa lì? mi serviva, continuo a servirmi, oggi forse mi riguardo un po' meno, ma perché semplicemente penso di aver sviluppato anche una coscienza rispetto a critica. quello che è un personaggio, una figura all'interno di un frame, cioè di una immagine. A me quello interessava capire, perché un conto è che il regista ti spiega com'è la scena, allora ti riprendiamo così, poi faremo un taglio, bla bla bla. È un conto è quando tu ti vedi oggettivamente all'interno di questo frame, magari sei di spalle oppure sei in primo piano, allora lì capisci, cioè cominci a entrare dentro a quello che è il linguaggio che c'è tra l'attore e la macchina. Chiaro, che poi Capito? basta, Quella è una basta cosa che... movimento senza parlare. No, ma quella poi è una cosa che per quanto possono raccontartela i vari insegnanti, è un'esperienza che deve proprio esperire l'attore facendolo, sbagliando possibilmente, perché poi più, non dico, Certo, più sbagli più impari, però però. i sbagli sono, cioè, quando sbagli sono... mi ricordo la mia insegnante di recitazione, Francesca De Sapio,
mi diceva che nei giorni in cui sbagli devi baciare per terra, perché sono i giorni più preziosi, perché da lì formi la tua esperienza, insomma, prendi le misure. Senti, e cerchi di non ripeterlo magari. Certo. Senti Giordano, tu racconti sempre, però visto che non hai mai raccontato l'Hotcorn, voglio che lo racconti, la folgorazione, la chiamata dall'alto, alle armi. Esatto, del giovane, no, vai, quando hai visto un film in particolare, in un momento particolare della tua vita che ti ha di fatto cambiato le carte in tavola. Allora sì, io avevo 16 anni più o meno, o 17, ora non mi ricordo, ero al secondo o terzo anno di superiori. Io frequentavo l'Istituto Tecnico di Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini a Roma. Che c'è ancora. Che c'è ancora. All'epoca era una scuola molto sperimentale, non so adesso che che situazioni stai vivendo, comunque all'epoca era così. E io in realtà ero lì perché avevo la passione per i fumetti, per i cartoni animati, io volevo diventare il nuovo Andrea Pazienza. Un'ambizione da poco. Quindi ero entrato lì con altri presupposti, però c'era questo insegnante, Enzo Civitareale, che io continuo sempre a ringraziare, che credo ancora sia, l'insegnante di storia del cinema. E quando non voleva fare la lezione classica, prendeva l'aula, la portava in un'altra stanza dove c'era un televisore con un videoregistratore. Cioè entrava e diceva ok, oggi andiamo a vederci un film e poi ne parliamo. E quel giorno lui mise in un VHS, pensa, e il film era Dog Day Afternoon di Sidney Lumet con Al Pacino. Quel pomeriggio di Donadagani, con Al Pacino e John Casal. E io... E lì hai visto Dio. Come San Paolo fui folgorato da ma per diversi motivi. Primo perché Al Pacino mi ricordava molto mio padre, fisicamente, quindi ci fu subito questo un transfer. Poi perché, non lo so, quel film mi era veramente piaciuto molto e quindi io alla fine di questa proiezione, dentro di me, pensai, anzi dissi a me stesso, io voglio fare quella roba lì. E poi da quel giorno cominciò con questo insegnante un rapporto parallelo a quello che era la scuola, cioè lui ti ha nutrito, diciamo, lui mi ha assolutamente infarinato, cioè mi dava di film da vedere, attori da studiare, libri da leggere, e io in realtà se oggi mi trovo qui a rispondere a questa domanda, perché faccio l'attore, lo devo essenzialmente a quel professore. L'hai più incontrato poi? Non l'ho più incontrato, però qualche anno fa ci siamo sentiti al telefono e lui era molto contento di questa cosa. Cioè del fatto che comunque io poi avessi continuato. Mi ricordo che lui mi disse guarda, lui mi disse guarda, io ti seguo, ho visto il percorso che hai fatto e per me come io posso anche ritirarmi, nel senso perché il sogno, l'ambizione di ogni insegnante è seminare e almeno un seme possa diventare un fiore. Io non dico che sono diventato un fiore, però comunque in qualche modo colgo l'occasione per ripromettermi di andare di chiamare, a trovarlo. Facciamo la cosa, facciamo un incontro qua. Lo facciamo qui, sarebbe la carambata. Esatto, e mettiamo qua voi due e vi fate un confronto. Senti Giordano, poi ti vedremo in altre cose di cui puoi dire poco, però i titoli si possono dire, sì. Miss Fallaci si può dire, sarà nella serie Paramount. Non entriamo nel dettaglio così. Sono uscite delle notizie, insomma, abbiamo finito di girare questa serie, la prima serie credo Paramount in Italia, con Minerva, che parla appunto di Oriana Fallaci, che è interpretata da Miriam Leone. In due, però qui si racconta, o comunque il tentativo, un biopic classico si racconta di una Fallaci inedita, cioè piccola, quindicenne, fino a diventare poi quello che oggi noi conosciamo. Quindi si raccontano gli anni 40, quindi quando lei è figlia di questo partigiano che sarei io, fa la staffetta per i partigiani, e poi negli anni 60, dove lei è 18enne, 20enne, 25, adesso non mi ricordo bene più o meno, che comincia a fare i suoi primi articoli. Ed è è stata almeno
per me anche quella è un'esperienza molto bella, perché c'era un set molto ricco di scenografie, di costumi, c'era una ricostruzione perfetta, devo dire. E quella dovrebbe uscire, credo, l'anno prossimo. Sì, esatto, 2024. E vediamo ormai. un po'. Poi, poi? Daniele Lucchetti, di cui puoi dire pochissimo, se non nulla. No, preferisco non dire niente, nel senso che... Però è finito. Sì, Okay. sono tutti lavori che ho fatto più o meno un anno fa, a parte la Fallaci che è finito... E poi l'altro invece? E poi questo secondo film di Leonardo D'Agostini, tratto che è quello da... del Campione, tra che è l'altro. quello del perché- Campione, tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi, Una storia nera. Anche il film si intitola Una storia nera, con Letizia Castà, Andrea Carpenzano, Lea Gavino, Mario Sgueglie. Oddio, se anche lì mi c'è sono un bel personaggio dimenticato tosto. qualcuno, chiedo scusa. E questo è un film che stiamo aspettando che esca, insomma, è un film, insomma, mi dicono tosto, E noi lo aspettiamo senza dire altro. però così non bello, capiamo. così mi dicono, insomma, sì. Senti Gio, che spettatore sei oggi tu? Prima dicevi che sei ancora, ti concepisci ancora soprattutto come spettatore. Che tipo di spettatore sono, in che senso? Nel senso, cosa stai vedendo adesso, delle ultime folgorazioni? Allora, ho visto ho finito di vedere questa seconda stagione di The Bear, perché io avevo visto la prima stagione, però evidentemente l'avevo vista in maniera un po' distratta. Ero arrivato alla sesta puntata, sì, bella, però non mi aveva folgorato. Poi tutti mi parlavano, Lui devi pazzesco, vederti la seconda questa sesta puntata della seconda stagione che tutto spiega, tutto fa. Quindi io alla fine ho ceduto, mi sono visto la seconda stagione e devo dire mi ha impressionato, Sì. e ho recuperato anche La la prima stagione, quindi quella, e poi ho cominciato... Che io ho trovato a livello soprano, veramente a livello altissimo. No, è molto come- bella, più che altro credo che quella oggi sia veramente la direzione giusta Da per prendere, sì, perché comunque sono puntate che durano 25-30 minuti, non di più. Poi c'è la puntata speciale che può durare un'ora, ritmo... Che poi non dico che deve essere su un ritmo forsennato, lì ha un senso, perché comunque certo, perché tutto il è ritmo della tutto... cucina ecco, segue. appunto. Però quello credo che sia il formato oggi più azzeccato, almeno l'effetto che fa me da spettatore è questo. Quindi quella, poi vabbè, su questa che ho appena cominciato non voglio dire niente perché sto alla seconda puntata, quindi magari alla fine è una bufola, promette molto bene, è una serie inglese, Cat is Going to Hurt di Ben Whishaw, grande attore anche lui. E poi non lo so, perché devo dire ultimamente mi ero un po' stancato delle serie, anzi in realtà sto cercando di recuperare anche la voglia di andare al cinema, non che... No, però mi ricordo che in quei 2 anni di Covid, devo dire, e con tutte le offerte che ti propongono le varie piattaforme, alla fine mi ero abituato a stare sul divano. Diciamo, da un annetto a questa parte ho ricominciato ad andare al cinema ed è un'esperienza che è giusto viverla là, insomma. Cioè non puoi proprio... che ho visto recentemente che... Sono molto curioso di vedere quest'ultimo film di Martin Scorsese che uscirà presto nei prossimi Kill of the giorni. Flower Moon, che esce il 19. E poi, oddio, ora c'ho un Oppenheimer, Ho visto Oppenheimer, è un film gigantesco, devo dire, che va visto assolutamente al cinema, perché cioè quello vive di suoni, vive di immagini gigantesche in IMAX, anche se noi a Roma non abbiamo, no, ce l'abbiamo forse uno, però non è in lingua originale. Non ho visto Barbie, ma lo vedrò. Però per rispondere alla tua domanda, sono uno spettatore curioso che sono sempre stato, cioè a me piace emozionarmi in sala. Ho visto questo documentario bellissimo qualche giorno fa che si intitola Frammenti di un percorso amoroso, perché cita Roland Barthes, sì, tra l'altro è stata qui all'Hot Corner di questa regista francese, molto molto bello, anche insomma la storia e l'idea è molto originalissima, è molto no? Di lei originale, che colpisce tutti fondamentalmente,
anzi invito Esatto, a tutti quelli che ci cercarlo, sono tra l'altro andarlo sei a ancora in vedere sala perché è e puoi è recuperarlo. un film, anche se è un docufilm che veramente merita. Esatto. Senti, per chiudere Giordano, gli ultimi 2 minuti su John Cazale, comunque noi ci abbiamo questa missione che è portare avanti, eh sì, per le nuove generazioni. Perché ami John Cazale? Perché è stato, è importante, perché ci torni, no? Ne parliamo spesso, ha girato 5 vabbè, film. perché è stato un attore incredibile, ma non è, cioè, è stato importante anche per attori come Al Pacino, come Robert De Niro, come Gene Hackman. Io mi ricordo che in un'intervista Al Pacino disse che una delle poche persone alle quali lui deve un riconoscimento, un insegnamento era proprio John Cazale. Attori come appunto Robert De Niro negli anni 70 facevano la fila per andare a vedere John Cazale al teatro. Esatto. Ha fatto 4 film perché poi Vabbè, è tra morto. Conversazioni, Due padrini, Quel pomeriggio un giorno da cani e Il cacciatore. E Il cacciatore, ma Tutti 4 film, candidati tutti a- candidati all'Oscar, poi Lui fu era candidato. un attore straordinario. Gene Hackman racconta che lavorare con lui significava alzare di gran lunga l'asticella, perché quando avevi lui in scena non sapevi mai dove poteva andare a finire la scena, quindi questo Certo. significava che l'altro attore doveva essere ancora più reattivo. Come Insomma, quando sei in campo con un fuoriclasse devi... come quando giochi contro Federer a tennis. Certo. O vai a quel livello lì, se no vai a casa direttamente. Assolutamente sì, quindi è un attore che va recuperato per tutti quelli che non lo conoscono e che va studiato, attore incredibile. Assolutamente. Giordano Del Plano, Lot Corner. Grazie Giordano. Ciao, grazie.